Roberta Zicari da qualche giorno entra ufficialmente al Consiglio Comunale di Agrigento dopo una battaglia legale, un momento sicuramente importante, un risultato importante anche. Sono molto emozionata, sono molto contenta e devo recuperare un pochino il tempo che ho perduto e quindi lavorerò il doppio questi primi mesi, ma c'è tutto l'entusiasmo e tutta la passione di sempre. Secondo me questa città ha grandissimo bisogno di rivedere gli strumenti urbanistici, la pianificazione, quindi iniziare ad avere ambizioni un po' più grandi proprio da città e poi da lì scendendo rivedere i servizi essenziali come la pulizia, l'acqua, perché molti cittadini mi sollecitano appunto queste esigenze. Il rapporto con la parte politica diventerà bellissima, ecco, che tipo di rapporto avrai con l'amministrazione all'interno del Consiglio Comunale? Obiettivamente il Consiglio Comunale gode di una larghissima maggioranza e questa è una grossa opportunità per questa amministrazione. Tra l'altro molti siamo consiglieri giovani di prima esperienza ma con tanto entusiasmo e tanta voglia di fare, quindi immagino che ci siano tutte le condizioni appunto per portare anche delle proposte deliberative in Consiglio, per collaborare con l'amministrazione attiva, appunto per poter essere proprio molto pragmatici e portare tanti risultati a casa.